Un comune montano del Piemonte è completamente senza rete. Internet non esiste e anche i cellulari non funzionano. Manuela Gatti. Questo qua è è la nostra ancora di salvezza. Siamo obbligati a tenere ancora al giorno d'oggi il telefono fisso. Non siamo coperti dal segnale. Qui siamo a Benne, frazione di Corio, 3.000 abitanti in Alta Valmalone. Il telefonino non prende, internet veloce non esiste. Mauro Parigi fa il volontario dei Vigili del Fuoco. Se io fossi per la borgata, assolutamente non riescono a reperirmi. Corio è solo uno dei comuni piemontesi montani dove il divario tecnologico si tocca con mano, un'occasione sprecata se si pensa alle tante famiglie che con il Covid hanno valutato di trasferirsi fuori città, ma senza connessioni stabili il lavoro da casa è impossibile e pensare che a Corio internet veloce dovrebbe esserci già, lo prevede il piano nazionale per la banda ultralarga. Le notizie che avevamo era di dover essere inseriti il nostro comune con la fine dell'anno 21, l'inizio del 22, l'incremento alla fibra, cosa che al momento è assolutamente inesistente. Dalla didattica a distanza al lavoro degli uffici pubblici, senza connessioni tutto ne risente, anche il turismo. Tutti coloro che vengono qui oramai sono adusi a scaricare le tracce GPX dei siti e seguirle, ma se abbiamo una connessione che non funziona, questo progetto viene tarpato alle origini. A Los Angeles.